Dottor Pesola, volevo iniziare con un aspetto positivo delle imposte, sulle quali noi parleremo più tardi, che purtroppo non sono aspetti positivi, spesso. Parliamo di questo aspetto positivo che ci ha detto e dato Tommaso Padoa-Schioppa, che disse: le tasse sono bellissime. E il giurista americano che lei cita nel suo libro Il Salasso, Oliver Wendell Holmes Jr., che disse: mi piace pagare le imposte perché così facendo compro civiltà. Ecco, vorrei che lei partisse da queste considerazioni di Tommaso Padoa-Schioppa e Oliver Wendell Holmes. Bene, buonasera, si sente? No. E deve aprire. Pensavo di aver aperto. Adesso? No. Scusi. Ora? Scusi. Sì, adesso. Ora si sente? No. È chiuso adesso, dovrebbe. Ora? Nemmeno. Sì. Vai. Buonasera, grazie prima di tutto per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi a discutere di questi temi. Partirei senz'altro dalla domanda che riguarda una persona che io ho particolarmente apprezzato. Che faccio? Provi ad andare avanti, eventualmente le do il microfono. Che è appunto Tommaso Padoa-Schioppa, partiamo. Paso ancora? E provi a vedere se però l'ho attaccato. Ah no, è caduto, chiedo scusa. L'aggancio? Ah, ok. Io posso anche tenere così, eh? Sì. Ok? Ah, sì, perfetto. Beh, ma ce l'ha qui. Come vuole. No, facciamo così. Allora, no, mi fa piacere iniziare questa conversazione con voi citando quello che una persona come Tommaso Padoa-Schioppa ha fatto nel corso della sua vita, come voi sapete è scomparso qualche anno fa, ricordo che appunto parlammo anche personalmente di questa sua espressione, le tasse sono bellissime, e di come poi questa sua provocazione in fondo fosse stata poi utilizzata e in qualche modo strumentalizzata dalla polemica politica che ne seguì. Il ragionamento era sostanzialmente questo: non esistono tasse belle o cattive, non fa piacere a nessuno certamente pagare le tasse, il principio è però a cosa servono le tasse, e da qua veniva la sua considerazione, che io sottoscrivo, che le tasse servono a un paese per finanziare i servizi di quel paese, e quindi se si riuscisse a spiegare, cosa molto complicata nella confusa panorama politica del nostro paese, che le imposte, le tasse servono, hanno degli scopi, non sono, come dire, un finanziamento a perdere o comunque una attività da contrastare, ma sono il principio fondamentale e istitutivo sul quale si basano le moderne democrazie. Non esiste un principio di un paese che non si regge sulla tassazione. Il punto è, e qui siamo forse alla questione principale che riguarda soprattutto il nostro paese, è come il prelievo fiscale viene distribuito. E qui allora il discorso non è più tanto se le tasse sono belle o brutte, ma se sono eque e ben distribuite. Allora qui è chiaro che entriamo in un campo, certamente la citazione si paga le tasse per comprare civiltà è condivisibile, io direi anche per acquisire segmenti di democrazia e di partecipazione in un paese che fatica ad avere un senso di comunità, contrariamente a quello che accade in altri paesi a noi vicini, che hanno problemi forse in certa misura anche superiori ai nostri
E noi non siamo mai riusciti ad affermare questo senso della comunità. E dunque senza questo principio è anche difficile far prevalere la percezione che le tasse servano, perché l'obiezione che spesso si fa è certo che servono, però perché non sono distribuite equamente? Perché nel nostro paese esiste, in palese violazione di quanto prevede la nostra Carta Costituzionale, una sperequazione della pressione fiscale, cioè la pressione fiscale non agisce allo stesso modo su ognuno di noi, ma agisce in modo prevalentemente invasivo su molti di noi per effetto dell'alta evasione. E quindi qua siamo su un fronte che ha a che fare, ma adesso magari ne parleremo, con aspetti che sono di distribuzione del prelievo e dunque anche di spesa pubblica, perché le due cose sono connesse, ma anche di cultura, di civiltà di un paese. E qui il discorso è molto più complesso. Poi magari... Sì, proprio questo volevo così sottoporle la seconda domanda, prima di entrare nella tecnicalità proprio delle imposte. E rimanendo sempre sul problema culturale, nell'introduzione al suo libro di Sergio Rizzo viene citato un esponente della Chiesa valdese, Giorgio Bouchard, il quale diceva, cito testualmente: è una faccenda tutta figlia delle indulgenze plenarie. Non pago, tanto poi c'è il condono, un'indulgenza. Spiace dirlo, ma è la cultura cattolica. Nel mondo protestante c'è un rigore morale incredibile rispetto a noi italiani. Nel mondo protestante vale il criterio di chi sbaglia paga. Ecco, questa è una riflessione che le sottopongo. C'è del vero in tutto questo, e corrisponde a quello che si diceva prima. È evidente che in un paese in cui l'obbligo fiscale è vissuto non come una virtù o comunque come un obbligo, appunto, ma come una necessità alla quale uno non si può sottrarre, perché non possiamo sfuggire, soprattutto quanti sono sottoposti alla ritenuta alla fonte, quindi non possono far altro che essere sottoposti al prelievo cui lo Stato li costringe, e invece non sia percepito come una delle attività fondamentali che servono a uno Stato per andare avanti. E allora qui è lo scarto culturale. Certo, c'è del vero nell'affermazione che deriva probabilmente in parte dalla cultura cattolica e dalla differenza rispetto alla cultura protestante, ma secondo me da noi c'è anche qualcos'altro. Il fatto che noi siamo forse come italiani strutturalmente abituati a relazionarci, rapportarci nei confronti di tutto quello che è lo Stato, nel senso che dobbiamo comunque cercare di in qualche modo difenderci, opporci, di trovare dei sistemi che ci consentono in qualche modo di aggirare l'ostacolo. E questo è tipico di un paese tutto sommato unito da non molto. Sì, è vero, 150 anni e passa sembrerebbero un'eternità, in realtà non sono tantissimi se si guarda ai cicli e ai periodi storici. E non abbiamo, forse per la nostra provenienza nella situazione preunitaria, non abbiamo maturato ancora, e anche per effetto della spaccatura profonda che c'è tra aree del paese, nord e sud, non abbiamo maturato questa sensazione, questo sentimento in base al quale appunto le tasse che paghiamo servono a ridistribuire, se vogliamo, oneri, ricchezza, servizi sull'intera collettività. E abbiamo ancora forse un retaggio culturale di stati preunitari e ancor prima che preunitari sostanzialmente dominati, e quindi l'attrezzarsi per far sì che comunque uno se la debba cavare con 1000 scappatoie è tipico del nostro modo d'essere. In questo libro, ma anche nei precedenti in cui mi sono occupato di questa materia, cito in particolare l'atteggiamento che ognuno di noi ha rispetto alla pubblica amministrazione.
Intanto c'è da dire che molte cose non si sanno, perché forse è anche colpa nostra di cittadini che non ci informiamo abbastanza. E però obiettivamente, se pensiamo all'atteggiamento medio che ognuno di noi ha quando si avvicina a un ufficio pubblico, non è certamente un atteggiamento di tranquillità. Ci dobbiamo piuttosto attrezzare a far fronte a qualche cosa che deriva dal fatto che abbiamo un'amministrazione tendenzialmente orientata a un atteggiamento repressivo se non punitivo. C'è qualche novità positiva negli ultimi tempi, però questo è. E quindi l'atteggiamento è ma io come faccio a risolvere questo problema? E qui arriviamo al punto, uno dei punti, che è l'abitudine tutta nostra, italica, che è quella di cercare delle vie di uscita, delle scappatoie, per cui vado in un ufficio, non riesco a ottenere quella determinata pratica, non mi attivo direttamente come si farebbe in altri paesi attraverso gli strumenti che sono consentiti dalla legislazione, ma cerco l'amico dell'amico, il conoscente. Ovviamente tutto questo ha a che fare con un'attitudine che si è consolidata nel corso degli anni e che molto ha a che fare con la corruzione, perché è evidente che laddove a fronte di una inefficienza strutturale dell'amministrazione corrisponde un atteggiamento da parte dei cittadini che è questo, cioè cerchiamo la via di uscita, e la via di uscita normalmente è l'anticamera della corruzione. Voi chiederete, ma questo che c'entra con l'evasione o con le tasse? Ed è lo stesso atteggiamento mentale di chi consapevolmente non paga le tasse, ma non ha la percezione che se lui non paga le tasse arreca un danno a tutti noi. Assolutamente no, anzi nella percezione comune è vissuto come un furbo da emulare. Guarda com'è bravo, è riuscito a non pagare le tasse, quando, non lo so, basta andare in altri paesi. Cioè, io sono stato un periodo negli Stati Uniti, lì c'è proprio un altro approccio. L'approccio degli Stati Uniti è sostanzialmente: io Stato mi fido di te, il contribuente, fino a prova contraria. Vale a dire, se tu mi dichiari 100, io mi fido di te, ma se poi al primo accertamento scopro che in realtà tu hai frodato il fisco, a quel punto è chiuso, perché tu a vita vieni perseguito e casomai vai pure in galera. Questo forse è un atteggiamento un po' più protestante calvinista, però ha a che fare con la cultura di un paese. Noi non abbiamo una cultura diffusa della legalità, tra virgolette, cioè della legalità vista anche come onere e come obbligo al pagamento delle imposte. Abbiamo un altro approccio. Allora voi dite, allora non possiamo farci niente, dovremo convivere, adesso forse ne parliamo, ecco, sì, con tassi di evasione. Sì, prima di arrivare ai tassi di evasione, io proprio volevo ricollegarmi a questo discorso della corruzione che lei faceva, parlando delle classi dirigenti del nostro paese, e mi ricollego anche così al suo richiamo storico. Giovanni Giolitti nel 1900, quindi più di un secolo fa, disse: il paese è ammalato politicamente e moralmente, ed è vero, ma la causa più grave di tali malattie è il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi più povere. Noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio sui consumi. Non ne abbiamo una sola che colpisca esclusivamente la ricchezza vera. Perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio. Quando nel 1893, per stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai più efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani. Questo veniva scritto più di un secolo fa, e mi ricollego
a queste classi dirigenti del 1900, perché poi lei dice nel suo libro, riporta le affermazioni del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, del 2012, che dice che c'è bisogno di una politica alta, di una classe dirigente che sia all'altezza del compito che la storia le assegna. E da questo punto di vista vorrei chiudere con una considerazione del 2016, di pochi giorni fa, di Ielo, che è il procuratore aggiunto a Roma, Paolo Ielo, che conosciamo da Milano 93-94, che dice: la corruzione porta con sé il rischio concreto di selezionare la classe dirigente pubblica in funzione della sua capacità di prendere mazzette e distribuire in modo distorto le risorse. Cioè, da questo punto di vista sembra, come diceva Tommaso di Lampedusa, cioè qui cambia tutto ma poi alla fine non cambia nulla. Cioè, le classi dirigenti, da quello che dice Ielo, cioè, sembrano molto vicine a quelle di Giolitti del 1900. Beh, c'è una somiglianza, varie suggestioni in questo suo intervento molto significative, interessanti. Allora, certamente la situazione che fotografa Giolitti era la situazione che derivava dal fatto che il nostro paese, nel momento in cui si unifica, decide altresì, con una decisione politica, di unificare anche i debiti degli stati preunitari. Questa era una decisione che poteva anche essere presa in senso contrario, cioè si poteva decidere di ripudiare il debito dello Stato del Piemonte, ad esempio, che era ingentissimo perché era stato accumulato nel corso delle guerre che Cavour aveva fatto negli anni dell'indipendenza, cioè per conquistare l'indipendenza, ma non è solo il Piemonte, è uno dei tanti casi. Allora, nel momento in cui nasce lo Stato unitario, nasce il debito pubblico nel nostro paese e viene certificato da un librone che peraltro chiunque potrebbe andare a visionare al Ministero dell'Economia, che si chiama il Gran Libro del Debito Pubblico, in cui vengono annotati esattamente tutti i debiti degli stati preunitari e si registra la decisione dei governi di allora di farli propri. Quindi l'Italia nasce sul debito, questa è la sintesi di questa premessa. Come si fa fronte al fatto che l'Italia nasca sul debito? Poi il debito che abbiamo oggi è frutto di altre cose, poi se volete ne possiamo parlare, seppur in pochi minuti. In quegli anni si fa fronte a questa crisi, che comunque era crisi finanziaria, sostanzialmente attraverso l'incremento dell'imposizione. La tassa sul macinato è quella che nell'immaginario collettivo è normalmente quella percepita come la più odiosa, ma ce ne sono state delle altre. Allora, la classe politica e l'imposizione fiscale, questo è il tema che viene sollecitato. La classe politica e l'imposizione fiscale sono strettamente connesse e hanno a che fare con la credibilità e la forza e la capacità di rappresentanza di una classe politica. Se una classe politica, come sta avvenendo purtroppo ai noi nei nostri tempi, e devo dire ormai da un bel po', abdica sostanzialmente alla sua funzione, che è quella cioè di provare a fare politica in senso alto e quindi a provare a interpretare i bisogni che nascono in un paese e a farli diventare proposte, ma fa altro, cioè guarda sostanzialmente al risultato del giorno dopo, perché ormai si ragiona così, i sondaggi, quanti voti in più, è esattamente quello che lo stesso Giolitti, che pur fu un grande statista, ma che è il padre del trasformismo, fece, cioè sostanzialmente l'idea che comunque Tommasi di Lampedusa tutto si possa fare, tanto poi non cambia nulla, perché in ogni caso i cittadini sono sudditi. Allora, se non c'è un salto culturale e i cittadini non vengono vissuti come sudditi, ma come soggetti le cui istanze vanno interpretate, questo deve fare la politica. Non ci riuscì Giolitti, che pure
nel suo decennio giolittiano portò a casa risultati non da poco, ma non ci riuscì dal punto di vista politico, perché comunque nel decennio giolittiano si crearono le premesse per questa, come dire, modo di governare, che è il modo di governare che, se si esclude la parentesi nefasta del ventennio, poi ci siamo portati dietro, e cioè sostanzialmente il fatto che le classi politiche si possono alternare al potere, possono cambiare le strategie e le ricette che si propongono, ma sostanzialmente non cambia la qualità dell'amministrazione. Non a caso, forse noi siamo l'unico paese, non mi risultano altri esempi al mondo, di una classe dirigente amministrativa e non solo amministrativa, a tutti i livelli della società, che caduto il fascismo si cambia la giacchetta e entra tranquillamente nella Repubblica. Noi ci siamo portati dietro la classe dirigente del fascismo nella Repubblica, e questa è una realtà. Dopodiché abbiamo fortunatamente vissuto gli anni 50, che sono gli anni della maggiore espansione del nostro paese fino al 62-63, anni in cui però il paese ha galoppato forte, perché c'erano forti idealità. Se noi guardiamo la stessa nostra Costituzione, il testo della nostra Costituzione, che io lo reputo molto bello, molto ben fatto, è il frutto di grandissime idealità che convivono. Quindi era possibile, ma lì la politica era alta, cioè si muoveva su ideali, forse perché si usciva da una guerra devastante. Questo, non so se la risposta è in linea con la domanda, però questo è quello che ci portiamo ancora oggi dietro, cioè l'incapacità di avere una visione. Nella politica attuale non la vedo proprio, ma non riguarda solo l'Italia, stiamo vedendo in questi giorni. L'esempio della vittoria di Trump è assolutamente illuminante da questo punto di vista, la Brexit, ma tante altre cose, cioè le classi dirigenti non sembrano all'altezza ormai più di interpretare i bisogni che si muovono in una società che cambia, e cambia in modo velocissimo, repentino. Non essendo più in grado di interpretare questo, cosa accade? Viene meno quella capacità di intermediazione che deve essere necessaria in chi fa politica, e quindi tutto quello che arriva non viene mediato, ed ecco che la gente vota con la pancia e quindi vota Brexit, pur avendo fatto un errore madornale di cui gli stessi inglesi si stanno rendendo conto. Vota Trump, non so se se ne renderanno ancora conto gli americani, ma esattamente sulle stesse motivazioni, e cioè sul fatto che prevalgono le paure. Ma chi le governa le paure negli stati democratici? Le governano le classi dirigenti, la politica che non c'è. E quindi torniamo al discorso di partenza. Come si lega tutto questo? Si lega perfettamente, perché una politica, io parlo di politica non di politici, una politica credibile è una politica che riesce anche a dire ai propri cittadini: cari signori, noi siamo in un momento in cui non siamo ancora usciti da una grande crisi, dobbiamo renderci conto che ancora per un po' forse dovremo stringere la cinghia, ma io vi faccio vedere qual è il percorso verso cui stiamo andando. Forse la gente li segue discorsi del genere, piuttosto che ricorrere a suggestioni, non so, ecco voi come la pensate in questo, ma di politiche economiche basate sul risultato del giorno dopo, cioè quanti voti racimolo se do gli 80 euro, faccio conto, no? Un esempio a caso. Ma se adesso non voglio con questo criticare esplicitamente il governo Renzi, ma certamente se si continua, ma l'ha fatto Berlusconi per 20 anni, se si continua a governare anche con le armi della politica economica, e quindi tasse e spesa pubblica, con l'occhio rivolto al risultato del giorno dopo, non andiamo da nessuna parte. Quello che io noto, e chiudo questa parte, è che manca in questo periodo storico che stiamo vivendo una visione. Non c'è in Europa, non c'è in Italia, non c'è negli Stati Uniti, purtroppo, e quindi si va avanti, come dire, a tentativi quotidiani
di gestire l'esistente. I risultati sono quelli che vediamo, arretramento anche della democrazia, se vogliamo. Allora, mi sembra di capire che in attesa di un nuovo Alcide De Gasperi, che quando interveniva pensava alle prossime generazioni, Esatto. mentre i politici pensano alle prossime elezioni, ma forse quelli di adesso ai prossimi sondaggi, e quindi capite quanto si accorcia proprio la visione temporalmente parlando. Sì. E purtroppo dobbiamo scendere di livello e andare più sull'aspetto tecnico operativo. Prima di andare però sulle tecnicalità dell'evasione, io volevo così una piccola curiosità, che lei così ci parlasse, leggendo il suo libro, di quelli che lei chiama gli evasori incalliti e gli evasori ideologici. Che differenza c'è tra gli uni e gli altri? Beh sì, perché in effetti il fenomeno dell'evasione, che io ho tentato di spiegare in questo libro, ci ho provato anche in altri, quelli sul debito, è un fenomeno molto complesso, perché in realtà esistono vari livelli, vari strumenti, vari livelli di evasione. Intanto c'è un'evasione che forse è meglio definire illusione, che è sostanzialmente consentita dalle norme vigenti, e quindi il problema non è semmai dell'evasore, ma del legislatore che ha fatto norme che consentono di eludere. L'evasione, secondo me, si divide in varie tipologie, in varie fattispecie. Lasciamo perdere il momento di crisi acuta che abbiamo vissuto noi personalmente in Italia tra il 2010-11 e che stiamo ancora vivendo, perché non siamo ancora usciti formalmente e fondamentalmente dalla crisi, ma perché lì può esserci questa evasione cosiddetta di necessità, vale a dire, che ne so, un imprenditore che è costretto a chiudere, non ce la fa a pagare i propri dipendenti e quindi evade. Ecco, questa mettiamola un po' da parte. Io direi che esistono vari livelli di evasione e sostanzialmente sono riconducibili ad alcune fattispecie. C'è una evasione strutturale che deriva dal fatto che nel nostro paese noi abbiamo raggiunto una pressione fiscale complessiva che sostanzialmente si attesta al 43% del PIL, che è una media statistica, che è fatta sostanzialmente sulla base dell'ammontare delle tasse e dei contributi pagati in relazione al prodotto interno lordo, quindi è una relazione tra numeratore e denominatore, puramente statistica. E però, e qui entriamo subito nel campo delle varie fattispecie di evasione, il problema è che questa pressione fiscale, dagli studi che sono stati condotti nel corso degli ultimi anni dall'Ocse, dal Fondo Monetario, ma anche dalla Banca d'Italia, dalla Confindustria e tanti altri centri studi, mettono in luce in realtà il fatto che la pressione fiscale reale, questa è quella statistica, reale, che pesa sui redditi o sulle pensioni di chi non può sfuggire al prelievo, è molto più alta. Secondo alcune statistiche arriva al 55%. Quindi stiamo dicendo che chi non può sfuggire, mettiamola così, al pagamento delle imposte, paga almeno un 12% in più rispetto alla media fotografata dalle statistiche ufficiali. Beh, perché? Perché ci stanno, non lo dico io, ho portato qui tra le pochissime citazioni che voglio fare la citazione del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica dello scorso anno, Sergio Mattarella, 31 dicembre 2015, in cui lui dice: un elemento che ostacola le prospettive di crescita è rappresentato dall'evasione fiscale. Secondo uno studio recentissimo di pochi giorni fa di Confindustria, nel 2015 l'evasione fiscale contributiva ammonta in Italia a 122 miliardi di euro, 7 punti di PIL. Lo stesso studio calcola, dice Mattarella, che anche soltanto dimezzando l'evasione si potrebbero creare 300.000 posti di lavoro. E poi, e qui è il punto che mi piace sottolineare, gli evasori danneggiano la comunità nazionale e i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero. Ma questo è un principio molto banale, no?
pagare tutti per pagare meno. È il principio della rappresentanza che è dietro, ad esempio, la Costituzione americana, no representation without, no? No taxation without representation, e cioè che c'è una connessione diretta tra la rappresentanza e la tassazione. Allora, come si fa a convivere con 122 miliardi di evasione? Questa poi tra l'altro è una stima anche abbastanza forse non nemmeno tanto esaustiva, perché i dati che a me risultavano dagli anni scorsi parlavano almeno di 140 miliardi. Qua dentro ci sono varie fattispecie di evasione. C'è l'evasore incallito che non paga. Io rimango ancora stupito tutte le volte, vi assicuro, che nel corso del mio mestiere, nel corso di tanti anni che faccio questo mestiere, spesso si andava alle conferenze stampa di fine anno della Guardia di Finanza e lì il comandante generale ci presentava il risultato degli accertamenti condotti nell'anno che sta per concludersi, e tutte le volte emergeva nel comunicato finale 8.000 soggetti completamente sconosciuti al fisco. Allora io tutte le volte mi alzavo e facevo la domanda: ma scusi comandante, ma oggi con l'incrocio delle banche dati, con gli strumenti telematici di cui disponiamo, voi scovate ogni anno 10.000 evasori sconosciuti al fisco? Cioè vuol dire che non sapete nemmeno chi sono? A me sembra folle, cioè è una roba pazzesca. E non c'è solo questo dietro, questi sono gli evasori incalliti, ma poi ci sono le microevasioni che stanno dentro queste cifre. Le microevasioni sono quelle che anche io nel libro cito. Quando l'idraulico viene a casa nostra, quando noi andiamo dal dentista e ci sentiamo dire dottor, ma sarebbe 150 euro, però con o senza ricevuta. Io ci ho scritto un paragrafo che si chiama con o senza ricevuta. È chiaro che se quello dice con la ricevuta ci applichi l'IVA, e allora voi dice ma quanto mi costa? Beh, senza ricevuta 100 euro, con la ricevuta 150. E noi diciamo ma no, senza ricevuta. Ecco che noi siamo evasori anche noi. Cioè noi stessi ci siamo resi corresponsabili in quel momento di una piccola evasione. Moltiplichiamola per 60 milioni di italiani e sta qua dentro. Altra tipologia di evasione. E ce ne sono tante altre. Le micro evasioni quotidiane che tutti noi facciamo. Perché siamo, è il discorso di prima, sostanzialmente attrezzati non a riferirci allo Stato come la comunità in cui noi tutti viviamo, ma al fatto che comunque dobbiamo trovare delle vie di aggiustamento, e quindi evadere è il massimo della nostra capacità. Quindi qua dentro ci sono tantissime modalità di evasione. L'evasione è un fenomeno complesso che secondo me ha a che fare con l'etica, prima ancora che con i comportamenti fiscali, con la civiltà, con la percezione della legalità di un paese. Allora, se un paese ha un livello di eticità molto basso, le tasse le pagano in pochi. E io faccio spesso degli esempi quando facciamo delle conversazioni con gli studenti, anche a Roma, che deriva da piccolissimi atteggiamenti che si vedono soprattutto nelle grandi città. Forse voi qua siete più fortunati da questo punto di vista, però a me è capitato qualche anno fa di assistere stavo parcheggiando in una via di Roma e tranquillamente un signore che stava parcheggiando davanti a me. Lo allontani forse. Lo devo allontanare. Un signore che stava parcheggiando davanti a me ha abbassato il finestrino e ha gettato una bottiglia di plastica, di acqua minerale. Allora, tutto normale? No, tutto normale. Il problema è che nessuno ha reagito, compreso me. Allora, questo è il punto, perché se i comportamenti che vanno contro la comunità vengono tollerati, perché tanto poi magari domani saremo noi, abbassiamoci il finestrino e buttiamo la cicca per strada, tanto il problema è che la strada mica è di tutti noi, la strada è di chi la pulisce. Allora vedete che l'evasione, al di là di queste cifre che pure sono sconvolgenti,
il 7% della nostra ricchezza nazionale. Pensate cosa faremmo noi se solo venisse recuperata una metà di questa evasione. Saremmo un paese più ricco, potremmo investire in scuole, in ricerca, in strade. Non lo possiamo fare, abbiamo il debito pubblico al 133% del PIL, abbiamo l'evasione e la corruzione. Guardate che non vi sto opprimendo coi dati, ma qui stiamo parlando solo dell'evasione. Non ho affrontato il tema del sommerso, che è molto più alto, perché l'evasione è parte dell'economia sommersa. L'economia sommersa viene cifrata dall'Istat nelle ultime statistiche attorno ai 250-270 miliardi. Allora la domanda è, ma che paese è quello che tollera un'evasione del genere o un sommerso del genere? È un paese che ha dei problemi, e ha dei problemi perché ha una scarsa attitudine, diciamo, al senso di comunità e quindi al principio di legalità, ed è un paese non ben governato. Quindi qua sono i due corni del problema. Noi abbiamo delle responsabilità come cittadini gravissime se non ci fermiamo a rimproverare chi getta la bottiglia o chi va al parco col cane e non si porta dietro la bustina. Tanto il problema non è suo, è di quello che arriva dopo e magari pesta, no? Cosa che ad esempio negli Stati Uniti, che pure è un paese che ha molti problemi, non avviene, perché nessuno si sogna di andare nel parco Central Park non munito di tutta l'attrezzatura se ha un cane, perché se quello la lascia lì immediatamente c'è qualcuno che dice: ma lei che ha fatto? Cioè c'è una cosa che da noi non esiste, che ha a che fare con tutto questo discorso, che si chiama la condanna sociale, la riprovazione sociale. Forse sto facendo discorsi che hanno a che fare più con le grandi città che con centri come questo, in cui forse voi avete un altro livello di senso della comunità, credo, però la realtà è questa. Allora qui ci vuole un salto culturale, se no l'evasione ce la teniamo e se la terranno pure i nostri figli insieme al debito pubblico. Ascoltandola però mi viene in testa l'altra faccia della medaglia. Cioè l'altra faccia della medaglia è che queste persone sono 3.600.000 persone e sono 3.600.000 voti. Mm-hmm. E questo è il problema, forse alla radice, che non si vuole affrontare, perché nel momento in cui diventano anche elettori, chi è che si mette contro? E quindi non c'è forse la volontà politica di lavorare, tra virgolette, per gli onesti, perdendo i disonesti. E qua è tutto il problema. E cioè è chiaro che se si vuole fare una politica fiscale equa, bisognerebbe drasticamente ridurre il prelievo fiscale a partire dall'IRPEF e quindi agire nei confronti di chi paga le tasse e ridurre sensibilmente. E ovviamente in questo bisognerebbe andare a dar fastidio ai signori che si permettono ancora nel 2016 di evadere le tasse a danno di tutti noi. Allora voi dite, ma chi sono, visto che la Guardia di Finanza ogni anno ne scopre 8.000 disconosciuti? La Guardia di Finanza scopre disconosciuti, ma l'Agenzia delle Entrate e la SOGEI, che è il braccio telematico dell'Agenzia delle Entrate, è perfettamente in grado oggi di digitare al computer il nostro nome, cognome e codice fiscale e sapere quasi tutto per quanto riguarda la nostra situazione fiscale. Se non sa quasi tutto, c'è l'incrocio delle banche dati, e cioè chiama l'INPS e dice: scusate, ma questo soggetto come sta messo col pagamento dei contributi? Si incrociano le informazioni. Tra l'altro ormai gli strumenti normativi sono infiniti, cioè si può addirittura andare nei conti correnti a capire quanti movimenti uno ha fatto nell'anno, quante case ha comprato. C'ha 4 macchine, come fai ad avere 4 macchine se mi dichiara 15.000 euro l'anno? Pazzesco, eppure avviene, no? Si può fare. Perché non si fa? Risposta: perché non c'è la volontà politica di disturbare quei 4 milioni quasi di elettori che poi vanno a votare.
Ecco, però allora, se questo è, e questo è in gran parte di quasi tutti i governi, se si escludono le parentesi dei governi tecnici, se vogliamo, che non avendo il problema delle elezioni del giorno dopo, fanno cose tipo la riforma delle pensioni di Monti Fornero che altri governi politici non farebbero. Però qui ci vuole, secondo me, una cosa che ha a che fare con la politica. Allora, occorre una classe politica, un governo, un Parlamento, che all'inizio della legislatura mettano questo punto al primissimo, diciamo, obiettivo del proprio programma di politica economica, e cioè rivedere il sistema di tassazione nel nostro paese nel senso di redistribuire le risorse che vengono sottratte all'evasione a chi le tasse le paga regolarmente. Allora, questo sarebbe una rivoluzione nel nostro paese, eh? Nessuno l'ha proposto, nessuno è in grado di farlo. Cioè andare a scovare una parte di questi 130 miliardi e una volta scovati e portati a casa destinarli alla riduzione delle imposte su chi le tasse le paga regolarmente, che non può sfuggire. Questa operazione di ridistribuzione sarebbe pazzesca, ovviamente comporterebbe che cosa? Che probabilmente alla fine dei 5 anni quei 4 milioni che si sono dati a disturbare il voto non glielo danno, ma forse glielo danno quegli altri, forse glielo danno quegli altri che hanno, e sono la maggioranza, che hanno capito che lì c'è un disegno, il disegno non si vede. Allora il problema di fondo dell'evasione fiscale è sì, come abbiamo detto adesso, connesso al fatto che il nostro paese è un paese strutturato su microimprese, che non esiste la grande industria se non per poco, e che quindi il fatto di questa frammentazione del tessuto economico in qualche modo agevola o comunque apre una strada all'evasione, all'elusione, eccetera. È vero tutto questo, ma dietro c'è un problema politico, cioè ci vuole la lungimiranza, ecco, chiamiamola così, di non guardare al beneficio del giorno dopo. Ancora una volta, per citare Padoa-Schioppa, lui parlò in un suo libro, poco prima di morire, di quella che lui definì la veduta corta, e cioè se in Italia e in Europa e nel mondo si legifera e si guarda alla gestione della cosa pubblica con la veduta corta di chi deve avere il risultato il giorno dopo, e siamo al punto di partenza. Quindi il problema è politico, cioè esiste, gli strumenti ci sono tutti, la volontà politica no, e quindi l'evasione sta là. Volevo adesso un attimino affrontare il discorso anche della Costituzione. L'articolo 53, che è la pietra miliare così in campo tributario, dice che, vado in sintesi, ci sono due cose fondamentali. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività e da questo punto di vista vuol dire più che proporzionale. Allora, se torniamo indietro al 1974, c'erano 32 scaglioni di reddito e l'aliquota più bassa era il 10%, l'aliquota più alta il 72%, nel mezzo c'erano 30 scaglioni con 30 aliquote. Siamo arrivati adesso dove l'aliquota più bassa per i redditi minori è del 23% e l'aliquota più alta è del 43% sopra i 75.000 euro. Il 72% di 40 anni fa era quando uno aveva 500 milioni di vecchie lire di reddito, 250.000 euro. Allora, la mia domanda anche qui è in parte tecnica e in parte culturale. Come è stato possibile che in 40 anni si siano ridotte fortemente le aliquote e gli scaglioni a favore dei redditi più alti? Possiamo dire che c'è stata una lotta di classe e questa è stata vinta dai ricchi?
Possiamo dirlo senz'altro, considerando che la riforma del 73-74, che è la riforma che tuttora governa la struttura dei nostri tributi, quindi tra l'altro una riforma che nacque da un lungo periodo di gestazione. Cesare Cosciani era uno dei padri di questa riforma, sostanzialmente è dalla teoria economica concordemente considerata come una riforma fondamentale nel nostro paese, da cui nascono tutti gli tributi di cui oggi ancora noi abbiamo cognizione, con cui abbiamo a che fare, dall'IRPEF all'IVA, eccetera. Il problema è che quel tipo di riforma nasceva, e questa è una parte della risposta alla domanda, già con alcune sostanzialmente alcune contraddizioni, storture di fondo, che derivano sostanzialmente da due cose: dal fatto che non si cercò allora, anche per probabili motivi di difficoltà di accertamento, non si individuò una strada per, come dire, trovare un modello di tassazione che fosse altrettanto equo per quanto riguarda le platee del mondo dipendente, del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, tanto che negli anni successivi è stato tutto un rincorrersi. Ricordo tantissimi tentativi, alcuni addirittura falliti clamorosamente, di individuare dei coefficienti presuntivi di reddito per provare a tassare il mondo del lavoro autonomo, che è gran parte poi di questo paese, perché non si era riusciti a trovare un modello di tassazione che fosse adeguato a una realtà che cambiava. L'altro elemento ha a che fare non con le tasse ma con la spesa pubblica. Noi abbiamo sostanzialmente questo problema nel nostro paese, ve lo dico in pochissimo perché l'argomento è complesso. Allora, negli anni 70, tutto nasce negli anni 70, non a caso questa riforma è del 73. Negli anni 70 il nostro paese vara importantissime riforme epocali che fanno sì, ad esempio, che il nostro paese faccia un salto in avanti, ad esempio, nel finanziamento del welfare state, e cioè il sistema sanitario esteso erga omnes. Prima c'erano le mutue, tutte cose importanti, la legge sull'ecocanone. Cioè nascono tutte negli anni 70. Gli anni 70 sono gli anni delle grandi riforme nel nostro paese. Il problema qual è? Anche altri paesi fanno riforme dello Stato sociale, con la differenza che negli anni 70 i governanti di allora decisero che non era molto popolare finanziarle quelle riforme che costavano aumentando le imposte, poiché aumentavano le spese, questo normalmente si fa, ma decisero anche qui per motivi politici di lasciare sostanzialmente lievitare la spesa pubblica e mantenere inalterata la pressione fiscale. Se voi guardate le curve, potete farlo, chiunque abbia un minuto, andate sul sito della Banca d'Italia e vedete le serie storiche, la spesa pubblica negli anni 70 si impenna, così, la pressione fiscale rimane così. Arriviamo agli anni 80 e accade questo. Già con questo bagaglio, avendo noi avuto peraltro gli effetti perversi di due crisi petrolifere che avevano fatto schizzare in alto l'inflazione al 20%, arriviamo agli anni 80 col debito pubblico che all'inizio nel 79-80 più o meno era l'80% del PIL, e che arriva nel 93 quando si insedia Ciampi al governo, dopo la crisi epocale del 92, che era al 124%. E questo è accaduto. Cioè è accaduto che noi, cioè i governanti di allora, nell'arco di 10 anni hanno sostanzialmente raddoppiato il debito pubblico. A fronte di questo la tassazione ha cominciato necessariamente a seguire la curva ascendente delle spese, ma ormai non riusciva più a rincorrerla e a raggiungerla. La spesa pubblica aumentava in deficit, questo si è fatto negli anni 80, la tassazione rincorreva la spesa pubblica e aumentava in deficit. A questo punto, eccoci qua, le riforme che sono state fatte subito dopo quella del 73, ci sono state parecchie riforme fiscali,
non hanno fatto altro che provare a ridisegnare la struttura del prelievo operando sulle detrazioni e sulle aliquote, non riuscendo assolutamente queste riforme a riequilibrare in senso equo il prelievo e di fatto aumentando la sperequazione. E dunque la risposta alla domanda è sì. Il sistema fiscale del nostro paese, così come ridisegnato dalle riforme, è stato un sistema che ha avvantaggiato i ricchi. A riguardo, io mi chiedo, faccio una piccola premessa, un passo indietro, perché non riusciamo più a indignarci. Perché? Perché se questo che lei ha detto è vero, come fanno 16 milioni e mezzo di pensionati e 22 milioni di lavoratori, che significano 38 milioni complessivamente di votanti, a non indignarsi nei confronti di quasi 6 milioni di lavoratori autonomi, commercianti e imprese? Cioè, nel momento in cui vanno a votare, perché non si rendono conto di questo e non traggono le conseguenze del caso? Ecco, questa è la mia domanda. Perché? Perché l'indignazione naturalmente c'è anche sull'altro argomento che sto per chiederle, quello dei condoni. Perché, tanto per fare un esempio, sappiamo che lo scudo fiscale del 2009 era scudato al 5%, quando ciascun contribuente paga un'aliquota marginale del 43%. Ecco che quindi questo doveva in qualche modo indignare il popolo, la gente. E allora mi viene così in testa Noam Chomsky, che è il più grande linguista vivente, che insegna all'MIT di Boston, che dice di fatto noi rischiamo di essere delle rane bollite. Perché? Perché lui dice, se noi come rana veniamo messo dentro una pentola di 100 gradi, immediatamente schizziamo fuori. Ma se invece veniamo messi dentro una pentola a 20 gradi, stiamo tranquillamente dentro. Poi ci alzano la temperatura a 40 e ancora stiamo bene. A 60 cominciamo a avvertire un po' di caldo. A 80 gradi non riusciamo più a uscire perché ci mancano le forze. Non è che ci abbiano alzato piano piano la temperatura e noi non abbiamo più neanche la possibilità di indignarci, la capacità, la voglia di dire quello che è giusto e quello che non è giusto e lottare per quello che è giusto. Non riusciamo forse neanche più a percepire il giusto? Sì, probabilmente il fatto di non riuscire a indignarsi deriva da molte cose. Io ne intravedo due che hanno a che fare più che altro con l'economia e quindi con questi temi, ma poi il discorso sulla mancata indignazione ha a che fare con la cultura di un paese. Vediamole separatamente. Allora, non ci siamo indignati tutti noi in questi anni perché comunque i governi che si sono succeduti hanno comprato il nostro consenso. E come l'hanno fatto? L'hanno fatto con una valanga di condoni che dal 73, la stessa riforma del 73 nasce con un condono, forse allora ritenuto necessario, perché quando si cambia un regime in modo... Se non sbaglio Mariano Rumor, che esattamente il mitico, si ricorda neppure il mitico Rumor. Nasce con un condono, cioè il moderno sistema delle imposte in Italia nasce con un condono, cioè una maxi sanatoria. E poi come dimenticare i condoni tombali cosiddetti degli anni 70 e 80, no? Ce ne fu uno nell'83. Tombale vuol dire, come diremmo noi a Napoli, scordiamoci il passato, cioè se non avete pagato non fa niente, io vi abbono tutto, piuttosto datemi qualcosa, cioè hanno comprato il consenso con i condoni. Ecco perché non ci siamo indignati, perché anche i condoni sono una forma di redistribuzione del reddito, se volete, no? E poi hanno comprato il nostro consenso con la spesa pubblica. E quindi stiamo parlando sempre degli anni 70 e 80, ma guardate che l'origine dei nostri mali è lì, e si è consentita alla gente di andare in pensione con 16 anni, 6 mesi e un giorno. 14 anni, 3 mesi e un giorno, adesso non mi ricordo più. 15-6, le donne 19-6 mesi e un giorno, gli uomini, sono errati. Allora, hanno comprato il nostro consenso, cioè la nostra non indignazione, con i condoni alla spesa pubblica. E quando tu consenti a un paese di mandare in pensione una persona a 40 anni solo perché ha maturato questo minimo e te la tieni in pensione per altri 40,
normalmente questa è l'aspettativa di vita, ne parlavamo prima, cioè metà della vita di una persona in pensione. Questo vuol dire che un sistema pensionistico non reggerà mai in un sistema, tra l'altro, a ripartizione, in cui le pensioni vengono pagate da chi lavora, no? E quindi la mancata indignazione deriva da questi due fatti: i condoni e la spesa pubblica. Hanno comprato il consenso, ma non è solo questo, evidentemente, perché non basterebbe se un paese avesse la capacità di reagire. E qui, vabbè, qui il discorso è molto più complicato, non so se questa è la sede per farlo. Io ho qualche idea, cioè nel senso che ci sono stati gravi errori anche da parte, come dire, di tutti quei movimenti che queste diciamo, pulsioni che venivano dalla società dovevano interpretare. E quindi stiamo parlando ancora degli anni 70-80, quando c'era una forza di mobilitazione da parte dell'opinione pubblica garantita, se volete, anche dai partiti di allora, che erano partiti di massa, e non sono stati in grado di governarla. C'è stata una dispersione e c'è stato il crollo delle ideologie. Io molto spesso faccio delle provocazioni quando parlo di questi temi, perché molti dicono: ah, meno male non ci stanno più le ideologie, e quindi meglio così, perché vuol dire che il mondo non è più ideologico. Io dico, meno male un corno, cioè io vorrei un mondo in cui ci fossero delle buone ideologie, cioè il ritorno alle ideologie, nel senso buono del termine, non è affatto riprovevole. Però si è deciso che quando è crollato il muro di Berlino, il mondo andava da un'altra parte, e quindi il crollo del muro di Berlino ha, come dire, coinciso con questo crollo, anche meglio, poi con tante differenze tra i vari paesi, del senso di appartenenza. Non lo so se sono concetti che si legano. Un altro problema e un'altra, forse, mi dica lei, mancata soluzione: il problema del contante. Un paio d'anni fa è venuto qui a Maiano Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, e ha detto che le case dei 'ndranghetisti e dei mafiosi sono tappezzate lungo tutti i muri delle case da librerie dove al posto dei libri ci sono banconote da 500 euro, e comprano supermarket, ipermarket, centri commerciali e battono scontrini a fronte di non corrispettivi. Quindi sono eccezionali pagatori di imposte, perché devono riciclare il denaro sporco, e sono disposti anche a pagare l'IRPEF o l'IRES a seconda dei casi. Quindi è una situazione a dir poco paradossale. Questo naturalmente è il nostro mondo nel quale viviamo. Questo lo collego con una proposta di una nota giornalista della RAI fatta alcuni anni fa a Mario Monti, dove aveva proposto in un'intervista cosa ne pensa lei, Presidente Monti, se noi facessimo un'imposta sostitutiva del 30% per tutti i versamenti e i prelevamenti di contante. Qualsiasi versamento fatto in banca cash e qualsiasi prelievo dalla banca fatto cash pagano imposta sostitutiva del 30%. Monti allora rispose: ci penserò. Chiuso, non dico. Legato a questo, e chiudo con la domanda, Renzi il 12 ottobre 2015 a Radio RTL 102.5 ha detto che l'aumento del contante da 1.000 a 3.000 euro, disse, è un modo per aiutare i consumi. Questo diciamo che non collima perfettamente con la tecnica bancaria, i manuali di tecnica bancaria. Ecco, volevo chiedere al riguardo cosa ne pensa lei di questo problema annoso del contante e dell'utilizzo che ne facciamo noi in Italia. Ma io penso che sia stato un grave errore quello di aver elevato il tetto al contante da 1.000 euro a 3.000, anche perché, voglio dire, bisogna dare dei segnali univoci. Se un governo, non dico questo, ma tutti i governi, se vi vedete i programmi, in ogni programma del governo c'è lotta all'evasione,
faremo una grande lotta all'evasione, dappertutto lo dicono tutti, anche Berlusconi che ha fatto 15 condoni. E quindi il problema è, bisogna dare dei segnali che vanno tutti nella stessa direzione. Se tu nel programma mi metti che farai grande lotta all'evasione e poi come primo provvedimento mi fai l'aumento del tetto al contante, è chiaro ed è tutto evidente che in un paese che ha questa scarsissima propensione all'eticità civile e a quello che abbiamo detto fino adesso, se tu fai circolare tutto questo contante, vabbè, appunto, l'idraulico che viene a casa, dottor, 100 euro, uno prende e le dà in mano e chi le vede quelle non circolano. Invece la tracciabilità, qualche governo ci aveva provato, devo dire che uno dei pochi che ha fatto bene la lotta all'evasione si chiama Vincenzo Visco e che ha avuto non pochi problemi per averlo provato a fare. Guardate che quando si insediò, credo che fosse il 2006, il fatto stesso che lui stesso si insediò già immediatamente portò a un aumento del gettito IVA. Avete l'idea di quant'è l'IVA che viene evasa ogni anno? Siamo attorno ai 58 miliardi. Cioè in questo paese l'IVA non la paga nessuno. È ancora possibile una roba del genere, non pagare l'IVA? Allora è un errore, è altrettanto un errore quello di lanciare segnali che non vanno nella stessa direzione. Se da un lato tu mi dici farò la lotta all'evasione, ho recuperato 14 miliardi l'anno scorso, e dopodiché mi fai la rottamazione delle cartelle. Allora, guardate, io non voglio fare un discorso, poi per certi aspetti alcune cose che del governo Renzi non mi dispiacciono, ma queste francamente no, non mi piacciono affatto. Cioè se tu mi fai un provvedimento che ha il solo obiettivo di fare cassa, un altro colpo di spugna, perché sostanzialmente questo è, alle cartelle che uno non ha pagato, e dunque sì, certo, mi levi gli interessi e le sanzioni, ho capito, ma che cos'è questo? Questa è una sanatoria. E ancora una volta si dà un segnale pessimo, perché nell'attesa che arrivi la sanatoria, ma perché io dovrei pagare le tasse? Qualcuno mi sa dare una risposta, ma tanto arriva il condono. Allora questo è il segnale che non bisogna più dare. Questo paese deve chiudere definitivamente la porta alla stagione dei condoni. I condoni sono una cosa esiziale per questo paese e per tutti, perché vuole dire sostanzialmente due cose. Io Stato non sono in grado di far pagare le tasse. E allora venitemi incontro, datemi sti 4 soldi a buon mercato. E l'altro è un segnale pessimo, perché nel momento in cui c'è l'attesa del condono cala il gettito. E quindi quello che uno recupera, questi 4-5 miliardi che sperano di ottenere dalle rottamazioni delle cartelle di Equitalia, li vanno a perdere perché comunque c'è una diminuzione del gettito naturale in attesa del condono futuro. L'aspettativa si paga. L'aspettativa è così. E ultima domanda sui problemi. Giusto per chiudere il cerchio, stiamo attenti ai numeri. In Italia ci sono circa, uno più uno meno, dipende dagli anni, 200 colletti bianchi in galera, in prigione. Per i reati ovviamente colletti bianchi si intende quello che così non ruba, non spaccia droga, reati di concussione, corruzione, falso in bilancio, truffa, reati fiscali. 200 persone su oltre 50.000 vuol dire circa mezza persona su 100, cioè un braccio e una gamba di una persona e gli altri 99,5 sono di altri reati. Quando in Germania sono oltre 8.000 e corrispondono a oltre l'8%. Forse non è che siano più evasori colletti bianchi in Germania che in Italia, non so, mi sembra. Ma c'è tutta una serie di leggi poi che hanno sicuramente facilitato questo, dalla depenalizzazione del falso in bilancio, la legge Cirielli, eccetera. E sicuramente anche da questo punto di vista non c'è stato contrasto a quelli che sono reati che forse dal punto di vista della percezione della pancia dei cittadini non sono pervasivi e invasivi, ma sicuramente distruggono, penso,
l'etica sì. e la convivenza civile. E da questo punto di vista anche l'attuale governo Renzi ha innalzato la soglia dell'imposta evasa e l'ho messo versamento IVA. Anche qui è sempre nella stessa direzione del contante, mi sembra. Sì, appunto, quello che si diceva, se i segnali vanno tutti in questa direzione, allora non si capisce perché uno poi debba, cioè chi può sfuggire, chiaramente. Però qua il punto è fondamentalmente l'attitudine media di ognuno di noi. Cioè, questo è un discorso molto valido, ma secondo me bisogna proprio cambiare il nostro approccio, il nostro, dei nostri figli, e cioè provare a insegnare che, e torniamo alla battuta di partenza, che non è un optional pagare le tasse. Cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice ma oggi le pago o no? È un obbligo. E certo, i segnali che poi arrivano appunto dai dati che abbiamo appena ascoltato non sono incoraggianti, ma noi abbiamo a fronte di 120, vabbè, chiamiamoli 120 miliardi di evasione, e vi ho già detto che il sommerso è molto più ampio, in gran parte concentrato nel sud d'Italia, e poi abbiamo, pare, 60-70 miliardi l'anno di corruzione. Pare perché non sa nessuno, Corte dei Conti 4 anni fa l'ha cifrati in 60 miliardi, quindi stiamo a 180. 180 miliardi che ogni anno se ne vanno nel circuito dell'illegalità. Allora, questo sì che sarebbe una cosa francamente con la quale noi dovremmo indignarci tutti, perché non è concepibile per un paese civile che tra l'altro chiede ai propri cittadini di pagare tasse per il 50% di quello che guadagna, andare avanti con 200 mila euro, 200 miliardi di euro che sfuggono a ogni tipo di, non solo di tassazione, ma di percezione. Quindi qua il problema riguarda ognuno di noi, cioè la capacità invece di far sentire la propria voce nelle sedi che contano, in quelle di rappresentanza a tutti i livelli, per far sì che questo diventi il problema numero uno. Invece non c'è questa percezione. Si arriva alle dichiarazioni di principio, si comincia a inizio legislatura con dichiarazioni roboanti e poi se ne perde per strada le tracce. Una battuta molto sintetica su una cosa che poco ha a che fare con questa, ma c'entra secondo me per dare il quadro forse non troppo ottimistico questa sera della situazione in cui ci troviamo. Noi abbiamo tassi di crescita molto bassi. Quest'anno chiuderemo con uno 0,7, l'anno scorso era 0,8, l'anno prossimo faremo 0,9. E molti dicono, ma come si fa a far crescere questo paese? Beh, intanto facciamo pagare le tasse, così distribuiamo il reddito e mettiamo in circolo, e allora sì che i consumi crescono, non gli 80 euro. E poi c'è un altro aspetto di cui nessuno parla, perché è ritenuto marginale nella dialettica politica, anche perché non arriva al grande pubblico, che ha a che fare con una cosa fondamentale che si chiama concorrenza. 2 anni fa, è stato presentato in Parlamento un disegno di legge sulla concorrenza, che sostanzialmente faceva nient'altro che disciplinare in modo nemmeno troppo invasivo la concorrenza in alcuni settori importanti, settori professionali, dove, e qui siamo al punto di partenza, convivono lobby e potentati e corporazioni, altro retaggio del ventennio, non quello di Berlusconi, quello precedente. Allora, se voi vi volete togliere una piccola curiosità, soddisfazione, andate a vedere adesso, dopo 2 anni di navigazione parlamentare, quel disegno di legge iniziale, che pure era abbastanza blando, come è stato sostanzialmente depotenziato. Non c'è quasi più niente. Hanno vinto le categorie, non so se qualcuno di voi c'è qua, non se la prenda, dei notai. Lì dentro c'era una norma che portava diciamo, non più in capo ai notai alcune transazioni commerciali fino a 100.000 euro, e sono ritornati in capo ai notai. Hanno vinto gli avvocati, forse hanno vinto i giornalisti, forse hanno vinto i tassisti, i farmacisti. E allora
siamo alle solite. Cioè, se un paese che ha questi alti tassi di evasione quantomeno non prova ad aprire la propria economia al mercato, cioè consentire ad esempio che alcune barriere all'accesso nelle professioni vengano decisamente tolte, perché si oppongono le varie corporazioni, anche io ne faccio parte di una di queste, pure questo è un tappo che si mette sull'economia e non la fa decollare. Mi dice che c'entra con l'evasione? C'entra perché si va a alterare la concorrenza. Si altera la concorrenza e poiché l'evasione altera altresì la concorrenza, perché voi immaginate un'impresa che evade ha un vantaggio competitivo molto forte rispetto all'impresa che non evade, è tutto evidente, no? Se ci mettiamo pure questo, allora il problema ancora una volta è politico, ci vuole il coraggio di dire a inizio legislatura: cari signori giornalisti, farmacisti, notai, avvocati, tassisti e quanti ne volete, corporazioni italiane, noi faremo queste cose, proviamo a aprire alla concorrenza i vostri settori. Vi arrabbiate? Non ce ne importa, ci rivediamo tra 5 anni. Chi lo fa? Allora, dopo aver parlato di alcuni problemi di tipo culturale, dopo aver fatto la diagnosi dei problemi rilevanti che abbiamo e viviamo da molto tempo, proviamo a fare qualche terapia possibile, qualche via di fuga, qualche uscita. Io le sottopongo questa, che secondo me, io così la reputo importante, non so se la reputa anche lei, quella del coefficiente familiare francese. Faccio un esempio molto semplice. Se una persona ha un reddito di 100.000 euro paga in maniera progressiva l'IRPEF secondo determinati scaglioni. In Francia cosa fanno? E a 4 persone in Francia dividono i 100.000 euro 25.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e ognuno paga su 25.000 l'IRPEF o la tassa corrispondente, l'imposta corrispondente. Il totale delle 4 IRPEF è inferiore a quella che pagherebbe l'unico contribuente a 100.000 euro. Questo sembra che sia molto costoso perché parlano di 20 miliardi, quindi sicuramente non è ad impatto zero, però sicuramente sarebbe un modo che va oltre le detrazioni per familiari a carico, eccetera, ed è un modo per pensare forse alle prossime generazioni, spostando il carico fiscale chiaramente su altri e tenendo conto che abbiamo un estremo bisogno di natalità e tenendo conto che il sistema pensionistico a ripartizione, dei quali noi saremo beneficiari, i nostri genitori ancora molto di più di noi, mentre non lo saranno per nulla i nostri figli. Ecco, questa forse potrebbe essere una delle possibili soluzioni per favorire la natalità e ovviamente le prossime generazioni. L'idea del coefficiente familiare è abbastanza suggestiva, se ne discute da anni, costa molto, è vero, e quindi bisognerebbe trovare comunque una compensazione, ma questo non è complicatissimo se vogliamo, perché la nostra spesa pubblica a 2015 ammonta a circa 820 miliardi di euro. Se noi ci togliamo le spese fondamentali, che poi sono tante, vale a dire le pensioni, nessuno pensa di finanziare un'operazione del genere tagliando le pensioni, no? E se eliminiamo la parte relativa alla welfare state e agli stipendi, c'è una parte di spesa pubblica sulla quale ancora si può agire e quindi potrebbero essere finanziate. Il problema del coefficiente familiare è che finora non è decollato perché si basa su un presupposto, se ho ben capito, ma qua lei forse è molto più esperto di me, è che sostanzialmente si basa sul dichiarato, cioè quanto dichiara quella famiglia, dichiara X. Allora, domanda che risponde alla domanda: ma le dichiarazioni dei redditi in Italia sono un indicatore fedele della, come vogliamo chiamarlo, la realtà fiscale di una famiglia? Non lo so, punto interrogativo. Io ho qualche dubbio, se ricordo che quando una volta andai a iscrivere mia figlia all'asilo nido e lì c'era un problema di presentare
non c'era l'indicatore attuale, lì c'era però da presentare una documentazione. Io presentai il mio certificato dei redditi, del CUD di quell'anno, e mi dissero che io avevo un reddito troppo alto e diedero il posto di mia figlia a una che aveva il reddito di 15.000 euro. Io dissi, beh, giusto, 15.000 euro l'anno, peccato che questo c'aveva 3 sub. Allora, cioè, se le dichiarazioni dei redditi fossero un indicatore fedele della capacità effettiva fiscale di un singolo, di una famiglia, il coefficiente andrebbe bene. Viceversa c'è qualche problema da noi. Io peraltro, e chiudo questa parte, qualche idea ce l'avrei, ed è anche un'idea sulla quale stanno lavorando da anni i vari governi. Ci ha provato il governo Letta in modo timido, prima anche il governo Monti aveva fatto una ricognizione, l'aveva affidata a un tecnico come Via Riceriani, che si è messo là, ha studiato e ha scovato nel nostro ordinamento fiscale 740 agevolazioni fiscali, quelle che in termine tecnico si chiamano tax expenditure, cioè noi abbiamo nel nostro sistema fiscale 740 agevolazioni fiscali. Allora io un giorno, per curiosità e per spirito masochistico, me ne sono andato a leggere. Tra le agevolazioni fiscali ce ne sono alcune che non bisognerebbe mai toccare, perché le detrazioni per carichi familiari, per carità, i figli, sacrosante, ma lì dentro c'è la panoramica del nostro paese. Cioè lì andiamo a vedere quello che vi dicevo prima io, come è stato comprato il consenso. E allora ci sono le micro agevolazioni concesse a questa o a quella categoria. Gli autotrasportatori in questo sono in testa, ma ce ne sono tantissime. Adesso non vorrei mettere in discussione, essendo anch'io, avendo una gatta, il sacrosanto diritto di detrarre le spese per il veterinario, ma forse pure quelle si potrebbero rivedere. Andatevela a vedere, là si può racimolare il gettito, secondo quello che lo stesso Via Riceriani disse, è ragguardevole, 15-20 miliardi. Quindi senza toccare la spesa pubblica, il coefficiente familiare o un'operazione similare, che potrebbe ad esempio forse agire contestualmente su detrazioni e aliquote e scaglioni, potrebbe essere finanziata dal taglio delle agevolazioni, quelle che francamente non hanno senso. Scusi, allora, visto che lei ha sollevato una giusta critica alla fedeltà delle dichiarazioni dei redditi e alla loro attendibilità, allora provo a spostare ancora il tiro e a fare un'altra proposta, e quindi una terapia. Lei cosa ne pensa se spostassimo le imposte dirette dai redditi ai patrimoni, cominciando dall'IMU, magari analizzata comparativamente con quello che succede nel resto d'Europa, con una franchigia, tanto per dare un numero, di 500.000 euro, per cui sta fuori la prima casa e sta fuori un patrimonio magari di 100-200.000 euro, che significherebbe il 90% della popolazione, perché penso che mediamente non siamo in tanti o non siete in tanti ad avere un patrimonio superiore a 500.000 euro. Quindi fare una franchigia tra patrimonio immobiliare di 500.000 e poi naturalmente tassare i patrimoni sopra, e quelli sono reali e quelli sono i SUV, potrebbe essere una terapia, secondo lei? Potrebbe essere una terapia, anche questa molto impopolare, potrebbe essere una terapia. Io ad esempio sono tra quelli che si è schierato apertamente contro la decisione assunta da questo governo, ma anche dagli altri governi, perché anche quella è la direzione di marcia, di abolire la tassazione sulla prima casa, che non ha senso, perché ovunque in Europa si pagano le tasse sulla prima casa. Mi rendo conto che questo è un modo per acquisire consenso, per comprare consenso, come diciamo prima, però francamente ci è costata, quanto costa? 3-4 miliardi, francamente si potevano utilizzare diversamente. Sui patrimoni sì, si potrebbe fare, anche lì
siamo sicuri di avere una esatta percezione di quali sono e se siano censiti i patrimoni in questo paese? Io mi ricordo che una volta feci questa stessa domanda a un ministro e lui mi disse, forse allo stesso Visco, e lui mi disse, bella idea, peccato che noi non sappiamo di quali patrimoni dispongano gli italiani. Allora se è così è complicato. Se lo sapessimo, perfetto. Certo, io francamente quando vedo quelli che hanno 3 SUV e poi mi passano avanti nella cosa dell'asilo nido mi girano un po'. Però obiettivamente sarebbe, sì, cioè se fosse possibile individuare effettivamente la ricchezza dov'è e tassarla in modo equo, io non sono per niente d'accordo che chi è nella no tax area, ad esempio, al pari di chi guadagna e dichiara 300.000 euro l'anno, al pari di quello abbia l'esenzione dal pagamento della prima casa. Forse bisogna farlo scaglionato. Cioè, chi guadagna di più forse se la può pagare la tassa sulla prima casa, che dite? Allora perché abolirla per tutti? Perché, vabbè, sono tanti voti. Comunque sì, i dati Banca Italia dicono che di fatto noi siamo uno Stato povero, ma i cittadini sono ricchi, perché abbiamo 2.200 miliardi di debito pubblico, però la ricchezza nazionale è il quadruplo, 8.800 miliardi, 4 volte il debito pubblico, di cui circa 5.900 il patrimonio immobiliare e un po' meno di 3.000 miliardi il patrimonio mobiliare. Quindi da questo punto di vista c'è sicuramente base imponibile sulla quale poter intervenire, ecco. Cioè, anche quando si parla di debito pubblico, questo è vero per lo Stato, però non dobbiamo dimenticarci che la ricchezza nostra, degli italiani, è quadrupla, 8.800 miliardi, con i dati di Banca Italia. Prima di passare la parola al pubblico per gli interventi, naturalmente non possiamo chiudere in modo migliore che attraverso un ricordo della figura di Carlo Azeglio Ciampi, che il dottor Pesole ha conosciuto in maniera importante sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano, di questo grande governatore della Banca d'Italia, ministro, presidente del Consiglio dei Ministri, presidente della Repubblica. Ecco, io vorrei che tracciasse così un profilo che può essere sicuramente istituzionale, ma le chiedo cortesemente di chiudere con l'aspetto, per quanto possibile, anche umano e personale di questo grande statista. Ma allora, tra l'altro il Presidente Ciampi, devo dire, di cui lei ha appunto curato il libro Dizionario della Democrazia. Sì, il Presidente Ciampi mi ha fatto un regalo nello scrivere, peraltro in modo molto, come dire, sentito, una prefazione a questo libro, prefazione breve, in cui peraltro mette in luce quella che lui chiama la comune preoccupazione pedagogica, che abbiamo scoperto nel corso degli anni nelle nostre conversazioni rispetto ai suoi figli, ai suoi nipoti, ai suoi bisnipoti, perché il Presidente Ciampi ha una lunga serie di eredi e i miei figli, e quindi tutte le volte che si parlava di questi temi emergeva questa preoccupazione pedagogica che lui ha messo in luce in questa prefazione, che io ho trovato molto bella, anche molto commovente, nel senso che lui rievoca, insomma, diciamo che il mio rapporto al Presidente Ciampi è stato un rapporto che in qualche modo è evoluto nel corso degli anni, perché io quando il Presidente Ciampi era Ministro del Tesoro, prima da governatore lo avevo frequentato ma poco, poi nel corso del suo mandato da Ministro del Tesoro, prima che diventasse Presidente della Repubblica, negli anni in cui sostanzialmente ha pilotato l'ingresso dell'Italia nell'euro, allora in quel caso lì lo seguivo come inviato del giornale, perché andò un po' in giro nelle capitali europee a cercare di convincere i nostri riottosi e diffidenti partner che l'Italia forse ce l'avrebbe fatta a rientrare nei parametri e quindi a partecipare al gruppo di testa dell'euro.
E mi ricordo questa cosa che poi lui spesso ha citato nel corso delle molte interviste che gli ho fatto, che andava in giro con un fogliettino. Questo fa capire lo spessore della persona. Stiamo parlando di una delle persone di più alto spessore che noi abbiamo avuto in questo paese, da tutti i punti di vista, dal punto di vista del suo impegno civile, politico e dal punto di vista della sua passione civile, quella che ha potuto trasmettere anche nel corso delle sue esperienze di vita. Andava in giro con un fogliettino piccolo piccolo, dove uno diceva, vabbè, ma un ministro del tesoro così prestigioso. No, era un fogliettino che registrava, i suoi collaboratori glielo davano, di giorno in giorno l'andamento dello spread, cioè il differenziale che già allora, stiamo parlando del 97, era un indicatore importante. E poiché stava andando bene, perché lui era riuscito con la sua abilità e la sua autorevolezza a convincere la Germania, l'Olanda, tutti i nostri partner che l'Italia avrebbe ridotto il deficit, avrebbe ridotto il debito, e l'ha fatto, e entrava nelle riunioni e tirava fuori questo fogliettino spiegazzato e cominciava a parlare, e quando Ciampi cominciava a parlare si faceva il silenzio. Cioè, questa è una cosa che io poi ho rivisto, avendolo seguito in tutti gli anni del Quirinale, un po' in giro per il mondo, ho rivisto sempre, tutte le volte che Ciampi si presentava in una situazione pubblica, c'era sempre un'attenzione pazzesca, c'era uno delle persone più stimate a livello europeo, a livello mondiale. E questo, guardate, che noi dobbiamo molto al presidente Ciampi. Forse voi l'avete dimenticato, perché poi questo paese ha una memoria storica piccola piccola, però il presidente Ciampi è riuscito in un anno a ridurre il deficit pubblico dal 6,7% al 2,7%, 4 punti di deficit in meno, ma non l'ha fatto tagliando le pensioni. Scala mobile. Scala mobile? No, scala mobile era già andata. No, non l'ha fatto con operazioni, diciamo, draconiane. L'ha fatto semplicemente convincendo quei signori che stanno dietro i mercati finanziari, che poi stabiliscono a che livello i tassi di interesse crescono o si abbassano, che poi, sapete, noi paghiamo 80 miliardi l'anno di interessi sul debito. Lui riuscì a convincere che l'Italia era diventata credibile, e quel governo lo era. Dal mio punto di vista uno dei migliori governi del dopoguerra, il governo Prodi del 2006, inopinatamente fatto cadere da Bertinotti nel 2008, e non dico altro. Vabbè, riuscì a convincere che insomma il paese ce l'avrebbe fatta, ma lo fece col peso della sua autorevolezza, e i tassi di interesse scesero quell'anno di 4 punti, niente di più. Sembrava uno scherzo, in realtà era il premio alla credibilità che il paese aveva riconquistato, e questo l'aveva fatto Ciampi. Punto e basta. Questo lo posso testimoniare personalmente e sottoscrivere, tanto che l'ho pure scritto più volte. Dopodiché poi è andato al Quirinale. Il Quirinale, lo sapete, sono 7 anni che sono stati molto complicati, perché lui ha dovuto gestire una coabitazione con Berlusconi non affatto facile, essendo due personaggi agli antipodi. Lui azionista, profondamente uomo della resistenza, uomo di valori radicati, che tutte le volte esprimeva ovunque, aveva a che fare con un personaggio Berlusconi che era proprio agli antipodi, eppure ha cercato di governare un settennato difficile. E poi vabbè, ha lanciato le sue grandi idee, il senso di patria, la riscoperta dei simboli nazionali, l'Europa, il filo rosso fondamentale nel discorso di Ciampi, cioè questo radicamento forte dell'Italia all'Europa, che secondo me è una forza che ci è rimasta. Dopodiché a livello personale vi dico solo che quando poi Ciampi ha lasciato il Quirinale, e io avevo scritto questo libro di cui peraltro lui non sapeva niente, perché questa è una raccolta, l'ho scritta nel 2005, l'anno prima che lui finisse il settennato, era una raccolta dei suoi scritti sul filo della democrazia. Infatti si chiama dizionario, cioè una specie di raccolta dei discorsi pubblici del Presidente della Repubblica divisi per argomenti, cioè dialogo, democrazia, Europa,
solidarietà, cioè tutti i punti fermi. Però lui non lo sapeva, anche perché poi, voi capite, quando un presidente sta al Quirinale i rapporti sono un po' protocollari, cioè per andarlo a trovare bisogna chiamare la segreteria generale, prendere un appuntamento. Allora io trattai col suo portavoce e gli dissi: guarda, sta per uscire un libro, sì, beh, poi lo portiamo. Il problema è che quando uscì il libro il presidente ne fu sorpreso, perché non lo sapeva, anche perché poi è uscito con la sua foto, e quindi inizialmente mi disse: ma poi capì qual era la ratio, cioè io non avevo inteso, come dire, utilizzare la sua immagine per fare un libro, era semplicemente un servizio. C'era il servizio di spiegare attraverso i suoi scritti qual è il senso della democrazia. E allora una volta che lui l'ha capito, cosa che è avvenuta nell'arco di 3 minuti, non ci è voluto molto, poi da lì è partito, quando lui ha lasciato il Quirinale, una inaspettata serie di incontri che noi abbiamo avuto. Molto spesso io sono andato a trovarlo a Palazzo Giustiniani, nel corso degli anni poi il presidente stava sempre peggio, quindi era un po' complicato, però era bello anche parlarsi al telefono. Io ogni compleanno lo chiamavo, lui rispondeva le ultime volte molto a fatica. E poi una cosa molto bella che è successa quando lui più o meno credo avesse quasi 90 anni, o forse l'aveva appena compiuti, no, era il 2011, andai con mia moglie che è lì e mio figlio a trovarli, lei e lui e la signora Franca, in montagna. E la grande passione di Ciampi era la montagna. Lui ogni anno andava in questo posto all'Alpe di Siusi, però sotto a Castelrotto a 1200 metri, perché poi a quell'età e lui faceva lì da giugno a settembre, felicissimo, proprio era in grazia di Dio. E io chiamai la sua scorta e gli dissi, me lo feci passare, dissi: presidente, ma io lo posso venire a trovare? Venga, ma chi si porta? Dico: mi porto mia moglie e mio figlio. Ah, venga. È stato un pomeriggio bellissimo, in cui noi, mia moglie e mio figlio, noi tre, i signori Ciampi, cioè Carlo e Franca, seduti in un giardino lì, abbiamo passato un pomeriggio fantastico in cui si è parlato di tutto. La signora Franca ci ha raccontato episodi inediti delle loro visite di Stato, e poi ci siamo salutati. E mi ricordo ancora la signora Franca, che abbiamo visto 2 mesi fa in occasione del funerale, era un po' disfatta, poverina, venne da me andando via, mi strinse la mano e mi disse: grazie. Cioè, come dire, ha fatto un regalo a mio marito, era contento, era felice. E dopodiché, insomma, poi è nato questo rapporto personale che era un po', se volete, da padre-figlio, non avendo io più mio padre, quindi c'era anche questo dietro, e che però si è in qualche modo consolidato nel tempo, fino però a, devo dire, 1 anno fa, perché io qualche volta poi ho provato ma non l'hanno più passato, quindi non era più possibile andarlo a visitare perché non era più in condizioni. Però è stato molto bello. Per me, per i miei figli, un insegnamento grandioso. Grazie dottor Pesole.